Voilà! Ciao ragazzi! Allora, è arrivato anche il 29 giugno. Questo significa che è il momento di fare un recap di quelle che è la situazione all'interno dell'orto. Ma non solo all'interno dell'orto, come ben sapete dallo scorso video che ho fatto a fine maggio, vi faccio vedere la maturazione delle verdure dell'orto, ma anche le olive a che punto sono, il mais che è diventato grandissimo, dopo vedrete che roba, e la maturazione dell'uva. E inoltre a fine video grande sorpresona, vedrete che robetta, vi svelo solo che è una cosa all'interno del pollaio che vi devo ancora mostrare, però questa volta vi faccio vedere un dettaglio. Quindi non perdiamo altro tempo e partiamo. Allora, facciamo un po' come abbiamo fatto il mese scorso, iniziamo dall'inizio come dice Checco Zalone. Allora, in pratica qua vedete cos'è che sono citrioli, no questi? Sì. Allora vedete, questi qui sono citrioli, abbiamo messo dei ferri per tenerli su in modo che crescano anche in verticale. Queste qua nonno cosa sono? Vieni qua che te, dai che mi fai vedere bene. Allora queste qui ecco, queste qui viola sono verze rosse e queste qui invece a sinistra sono delle verze bianche. Poi là le zucchine. Allora no, zucchine sono zucche proprio. Ah, questi sono fiori di zucca, quindi vedete. Allora queste qui sono zucche, che non lo sapevo nemmeno io che fossero zucche, pensavo zucchine. Vabbè, ecco, guardate qua che belle piante di zucchine con il fiore, sono cresciute proprio bene queste, guardate che grandi. Allora anche qui gli abbiamo messo sempre dei ferri. Andiamo avanti, cos'è che c'è dopo? No, allora qui ancora zucchine che piacciono tanto a mia sorella, queste. Ecco, poi abbiamo l'insalata che è qua, adesso ce n'è rimasta poca perché ne abbiamo già mangiata molta in questo mese. Dopo qui invece ci sono le patate, guardate qua dobbiamo passare con la zappa a tirar su tutte le patate. Fai vedere te un pezzo. Allora il nonno ci fa vedere un pezzettino di come si fa a tirare su le patate. Vuoi che lo faccio io o no? Vediamo. Poi là. Wow, quante che ne vengono su. Sì, guarda che belle patatine, vedete? Ecco, e qui ci sono tutte patate sottoterra, perché le patate nascono sottoterra. Poi abbiamo qui i fagiolini, vedete, vi faccio vedere. Allora tanti sono già stati raccolti in questo periodo, sono per esempio questi, vedete qua, ecco, qui per esempio questi sono ancora da raccogliere. Allora quest'anno abbiamo provato anche a piantare i meloni, vi faccio vedere la pianta adesso. Sono questi qua, questa è una pianta di meloni. Ecco, quelle là invece sono angurie. Vediamo se riusciremo a farle, perché diciamo che almeno per noi è sempre stato difficile lungo gli anni, quindi vedremo se riusciamo a farle. Poi qui ci sono ancora peperoni, qui guardate che pomodori, qui pomodori sono di diverse varietà, per esempio questi, il cuore di bue, questi qui. Vedete anche le piante di basilico come sono cresciute. Non so se avete visto l'altro video, quello di fine maggio, appunto abbiamo messo le piante di basilico vicino ai pomodori perché aiutano a, qui per esempio, aiutano a togliere i parassiti dai pomodori. Qui invece ci sono i peperoncini, anche questi stanno crescendo, vedete, e questi qui sono quelli rotondi. Poi invece qua abbiamo quelli piccolini, vedete, questo qua. Sono ancora un po' indietro i peperoncini quest'anno, non so perché, forse perché non c'è stato mica tanto caldo fino adesso e quindi sono cresciuti poco. Poi ultima cosa, qui abbiamo le cipolle, e vedete qua sotto ci sono le cipolle per terra, e qui ci sono invece cioè là sopra sono rosse, invece qui ci sono cipolle bianche sempre sottoterra. Anche queste basta tirarle su, vedete, sono cipolle. Dopo le cipolle c'è l'aglio qui, e lì ancora basilico. E questi qua cosa sono? Le rape. Le rape, ah ok, le rape. Ecco, e queste qui invece sono le rape rosse. Rape rosse. Bene dai, allora abbiamo spiegato più o meno qual è la situazione all'interno dell'orto.
Adesso vi faccio vedere le olive. Allora, visto che qui abbiamo anche molti ulivi, prendiamone uno di riferimento. Ecco, per esempio questo qui, anche se non ha molte foglie, vedete, fiori che c'erano a maggio si sono trasformati in piccole olive. Vi lascio il link comunque del video qui sopra, così potete... mamma che caldo che c'è. Vi lascio il link del video qui sopra, così potete vederlo e confrontare la situazione di maggio con quella di adesso. Vedete comunque quanto sono cresciute anche le olive, dai, quest'anno sembra che ci siano, perché non so se lo sapete ma l'anno scorso zero. È una possibile causa, potrebbe essere stata il freddo, abbiamo fatto 0 olive proprio, e quindi speriamo di riprenderci quest'anno. Bene ragazzi, allora adesso avete visto la situazione all'interno dell'orto e andiamo a vedere a che punto è il mais. Eccoci qui. Eccoci qui allora dove c'è il mais. Allora, sono cresciute moltissimo le piante, guardate che alte che sono. Cioè, non so se ve le ricordate un mese fa o se avete visto il video del mese scorso, ma sono veramente cresciute un sacco. Stanno facendo anche, vedete, la pannocchia qui dentro è ancora verde, però pian pianino. Adesso vi metto a confronto la mia altezza, come avevo fatto nello scorso video. Adesso metto a confronto la mia altezza con quella delle pannocchie. Ecco ragazzi, guardate quanto mi manca. Cioè neanche con la mano alzata non ci arrivo. Sono cresciute veramente tantissime. Sapete cosa facciamo adesso? Un giro all'interno. Bene, però non entriamo troppo, se no non riusciamo più a tornare fuori. Perdiamo la via. Guardate che alte che sono, altissime. Ecco, allora adesso possiamo uscire. Eccoci fuori. Va bene ragazzi, adesso avete visto il mais, spostiamoci nel vigneto. Eccoci qui nel vigneto che avevo fatto vedere l'altra volta, e l'uva è cresciuta moltissimo, guardate qua quanto è cresciuta, qui e poi diciamo che quest'anno dai ce n'è abbastanza, sia qui, guardate. E siamo appena passati a tagliare i tralci che venivano in fuori e le pergole, dato che la cimatrice che avete visto nello scorso video non può passare. Dobbiamo venire a mano a tagliare tutto e è ora di tagliare l'erba, di ritagliare l'erba per metterla un po' a posto. Comunque allora adesso non perdiamoci in chiacchiere e vi faccio vedere la sorpresa che vi ho promesso a inizio video, e questa volta non uso il teletrasporto ma andiamo a piedi. Guardate che bella sorpresa, cosa è successo nel pollaio. Sono nati 2 pulcini, questi qui, vedete, e quelli 3 là invece che sono gialli. Hanno un po' paura, quindi non posso avvicinarmi troppo, però guardate che belli che sono. Poverini hanno troppo paura, quindi non me la sento di stare troppo dentro. Eccoli che sono venuti un po' fuori. Ecco ragazzi, allora con questa bella sorpresa anche questa avventura è finita. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Sì, la cassetta nera là. Caldo c'è. Ancora di acqua lì. Perché è tanto fredda questa qua. È troppo fredda. No, è troppo fredda. Va piano. Piano. Questa è una prova video a nitidezza bassa, non so come si vede. No, saluta. Ciao.